Un Veneto più green, più digitale e più inclusivo. Erano i 3 punti fondamentali della nostra risoluzione, della risoluzione che come Partito Democratico avevamo depositato in vista della discussione sul Recovery Fund in Veneto. Ieri c'è stato il Consiglio regionale e abbiamo assistito ad una svolta. Vi ricordate che a novembre la Giunta del Veneto, quindi il Presidente Zaia con i suoi assessori, aveva licenziato il PRRR, il Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza, 155 progetti che secondo noi non andavano assolutamente, non soltanto nella direzione richiesta dalla Commissione Europea con il Recovery Fund, perché non rispettavano i criteri, per esempio, della transizione ambientale e della transizione energetica, ma soprattutto che non erano quello che serviva al Veneto, perché il Veneto ha la grande fortuna che gli obiettivi che si è posta l'Unione Europea, quindi la transizione verde, la transizione ambientale, la transizione digitale, ma anche una maggior coesione e inclusione, sono anche gli obiettivi che servono al Veneto, sono anche terreni su cui abbiamo ancora tantissimo da fare e tantissimo da investire. Ieri la nostra risoluzione è stata approvata in questa direzione. Oggi il Presidente Zaia deve muoversi perché il mandato del Consiglio regionale è questo, per cui nel rapporto con il governo su questo fronte si dovrà muovere. L'unica nota negativa è che ieri è stato risposto no ad un'altra delle nostre richieste, a cui tenevamo molto. La richiesta era di mettere un grande cappello a questo cambiamento che vogliamo in Veneto, fare un patto, che abbiamo chiamato Patto per il Veneto 2030, visto che il 2030 è anche il termine che si è dato come obiettivo l'agenda ONU e che è un termine importante anche per tanti degli obiettivi dell'Unione Europea. Un patto che andava fatto con le parti sociali, con le categorie, con i sindacati, con gli atenei, con tutto il mondo del volontariato e dell'ambientalismo, col terzo settore, col mondo delle banche. Un patto che metteva insieme gli attori del Veneto per migliorarlo e per costruire insieme questo nuovo percorso. La maggioranza ha detto di no, ha bocciato questa nostra richiesta, ma noi su questo andiamo avanti, perché siamo convinti che un Veneto più green, più digitale e più inclusivo si possa costruire soltanto così, con l'aiuto di tutti e facendo squadra in un Veneto che troppo spesso non l'ha fatto.